Spostamenti limitati, niente picnic e gite fuori porta. Sarà una Pasqua blindata con molti divieti e pochi permessi, intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine. RT ancora alto, la Calabria resterà in zona rossa anche la prossima settimana e quanto emerge dal monitoraggio settimanale IS Ministero della Salute, oggi 448 contagi, sale ancora il numero dei ricoveri, ora quota 420 in area medica e 38 in terapia intensiva. La campagna di vaccinazione proseguirà anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta, è stato deciso nel corso di un vertice questa mattina all'ASP di Cosenza. 23 persone ritenute appartenenti ai clan del Vibonese erano riuscite ad ottenere il reddito di cittadinanza, attestando il falso, sequestrati beni per oltre 80.000 euro. La solidarietà della filiera agroalimentare verso le fasce più deboli della popolazione, più colpite dalle difficoltà economiche, iniziativa di Coldiretti al mercato Campagna Amica a Cosenza. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque per il secondo anno consecutivo Pasqua blindata a causa dell'emergenza sanitaria, molti divieti, pochi permessi per questi giorni di festa di Pasqua e Pasquetta, niente picnic dunque e gite fuori porta. Sentiamo. Anche quest'anno la Pasqua sarà blindata. Da oggi e fino a lunedì tutta Italia diventa zona rossa e le regole anti-Covid saranno le stesse per l'intero paese. Saranno quindi valide le misure attualmente previste per questa fascia, misure più severe per impedire che tra pranzi pasquali e ritrovi nei giorni festivi ci si ritrovi poi a fare i conti con una nuova impennata dei contagi. Da oggi e fino al 5 aprile non sarà permesso uscire dalla propria abitazione a meno che non si abbiano comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità, che dovranno comunque essere certificati attraverso l'apposito modulo di autocertificazione. Tra gli spostamenti consentiti ci sono quelli per fare la spesa o acquistare altri prodotti considerati essenziali negli esercizi commerciali regolarmente aperti. Nel weekend di Pasqua, tuttavia, sarà consentito fare visita a parenti o amici, ma solo una volta al giorno. Visite consentite sempre nel rispetto del coprifuoco che va dalle 22 alle 5. È consentito spostarsi verso la seconda casa, ma solo al nucleo convivente, e la casa deve essere disabitata. Non ci si può quindi andare con amici e parenti. Nessuna gita fuori porta per Pasquetta. In zona rossa infatti non sono ammessi gli spostamenti che non siano per ragioni di lavoro, salute o necessità oppure per raggiungere un'altra abitazione privata. Non sono quindi consentite gite al mare o in montagna per il lunedì di Pasquetta. Per quanto riguarda invece la possibilità di svolgere attività a motori all'aperto come passeggiate oppure giri in bici, in zona rossa questa è consentita solo se svolta individualmente in prossimità della propria abitazione. È comunque sempre obbligatorio rispettare la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona e indossare la mascherina. Sono inoltre sempre vietati gli assembramenti. Tra il 3, 4 e 5 aprile in tutta Italia i negozi sono chiusi. Rimangono aperti solo gli esercizi commerciali che vendono dei prodotti che sono considerati essenziali. Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari di prima necessità. Va comunque considerato che si tratta del weekend di Pasqua e del lunedì di Pasquetta, per cui molti esercizi commerciali che da decreto avrebbero la facoltà di restare aperti potrebbero decidere di rimanere chiusi. Quest'anno la messa di Pasqua sarà permessa in presenza, sempre però nel rispetto delle regole anticontagio. E a partire da oggi intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine sulle strade, autostrade e nei luoghi di villeggiatura. Si intensificano i controlli nel weekend di Pasqua. Le prefetture calabresi infatti il 31 marzo scorso hanno tenuto un incontro interforze per pianificare le misure di controllo del territorio in chiave anti-Covid. Previsti controlli nelle stazioni ferroviarie, svincoli autostradali e aeroporti. Coinvolto anche il personale ANAS, al quale è stato affidato il compito di sorvegliare la rete autostradale. Decisi anche controlli nelle località turistiche, soprattutto nella giornata di Pasquetta. I prefetti auspicano un comportamento da parte dei cittadini che sia di cautela e di attenzione, evitando così di incorrere nelle sanzioni previste. È giusto ricordare che le multe potrebbero essere anche molto salate. Si cerca dunque di evitare pericolosi assembramenti ed è per questo che in questi 3 giorni ci saranno anche i vigili urbani che sorveglieranno le piazze della città e i luoghi della cosiddetta movida. RT ancora alto in Calabria, che resterà zona rossa anche per la prossima settimana. Questo è emerso dal monitoraggio settimanale dell'IS, Ministero della Salute. Intanto la campagna di vaccinazione proseguirà anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta. È stato deciso nel corso di un vertice questa mattina all'ASP di Cosenza.
La Calabria, insieme ad altre 8 regioni, resta zona rossa. I dati non sono confortanti e quindi le restrizioni resteranno in vigore per altre 2 settimane. Lo ha deciso dopo l'ultimo monitoraggio l'Istituto Superiore di Sanità a causa dell'incidenza superiore a 250 casi per 100.000 abitanti. Calabria e Campania, pur avendo un'incidenza inferiore, saranno soggetti alle massime restrizioni almeno per altre 2 settimane a causa dell'RT superiore a 1,25. Dunque bisognerà avere massima allerta per far calare i contagi e nel frattempo immunizzare la popolazione attraverso la vaccinazione. Il commissario ad acta per la sanità in Calabria, Guido Longo, intanto con proprio decreto ha approvato l'aggiornamento al piano vaccinale contro il Covid-19 con le procedure operative 1-30 aprile, stabilendo che le aziende sanitarie provinciali, ospedaliere e universitarie diano corso alle misure organizzative e operative fissate nel piano e garantendo inoltre la trasmissione dei flussi informativi quotidiani previsti a livello regionale. Nel decreto inoltre viene trattata anche la pianificazione delle attività riguardanti le fasi successive che interesseranno le altre fasce della popolazione regionale. Intanto però questa è la tabella di distribuzione dei vaccini sul territorio provinciale di Cosenza, dove emerge il totale delle dosi somministrate ad oggi e quelle in giacenza. Dall'ASP intanto fanno sapere che la campagna di vaccinazione proseguirà anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta. La decisione è stata presa dal commissario La Regina nel corso del vertice organizzato questa mattina nella sede dell'azienda. Nonostante la Calabria comunque sia da quasi una settimana zona rossa, i contagi non accennano a diminuire, anzi gli ospedali sono in affanno e la parte nord e sud sono le aree più colpite. Anche il Crotonese negli ultimi giorni ha fatto registrare un'impennata di positivi e così 5 comuni, Cirò, Cirommarina, Cutro, Mesoraca e Roccabernarda, da oggi e fino al 5 di aprile saranno zone rosse rafforzate per limitare gli spostamenti ai fini del contenimento della diffusione del virus, misure più restrittive disposte da un'ordinanza emessa dal presidente Spirlì. E il contagio fa capolino ancora nelle strutture sanitarie con un'incidenza minore rispetto al passato grazie alle cautele e alla vaccinazione del personale sanitario. Capita però quando la positività emerge a distanza di giorni dall'ingresso negli ospedali e nelle case di cura dopo il primo tampone, quello che si effettua all'ingresso, negativo. Sentiamo all'Annunziata cosa sta succedendo. Sarebbero 2 i pazienti positivi ricoverati all'UTIC dell'Annunziata. I 2 soggetti entrati in ospedale con tampone negativo si sarebbero positivizzati nel reparto. L'azienda ospedaliera ha deciso di effettuare una sanificazione straordinaria e isolare immediatamente le persone contagiate, mentre l'attività medica all'interno del reparto non è mai stata interrotta e continuerà senza nessuna chiusura. L'unità coronarica è bloccata esclusivamente per i nuovi ingressi in attesa della sanificazione. Situazioni simili si erano verificate anche nei mesi scorsi, coinvolgendo diversi reparti e un numero superiore di soggetti, sia tra gli operatori, oggi vaccinati, e tra i pazienti. Nel frattempo l'intero personale medico e non è stato sottoposto a tampone e al momento non è stata rilevata alcuna positività. 448 i nuovi positivi oggi, questo è il dato ufficiale del bollettino regionale. Aumentano i ricoveri in area medica, salgono a 420, invece 38 quelli in terapia intensiva. Ci sono ancora 2 vittime, ma vediamo in sintesi, in estrema sintesi, il bollettino regionale. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 638.174 soggetti, più 3.603 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 48.393, più 448 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 166, a Catanzaro 77, a Crotone 61, a Vibo Valentia 26, a Reggio Calabria 109, da altra regione stato estero 9. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 420 nei reparti di malattie infettive e 38 nelle terapie intensive, 2 vittime nelle ultime 24 ore, 837 in totale dall'inizio della pandemia. Un sindaco calabrese, sindaco di Nocera Terinese, Antonio Albi, d'intesa con il vescovo Schillaci di Lamezia Terme, ha disposto l'immediata chiusura al pubblico della chiesa dell'Annunziata. La decisione di vietare l'accesso nella chiesa, dove da qualche giorno era stata esposta la Madonna Addolorata, meta di tanti fedeli, ha detto il sindaco, è stata fatta con rammarico perché purtroppo in alcuni soggetti, invece del senso di responsabilità che dovrebbe accompagnare l'agire di ognuno di noi in un momento così grave di pandemia, ha prevalso l'irresponsabilità, l'ignoranza e l'incapacità di comprendere la pericolosità del contagio da Covid.
E adesso parliamo di vaccinazioni e farmacie, perché è stato firmato il protocollo a livello nazionale, deve essere recepito dalle regioni. Si pensa di partire in Calabria alla fine mese di aprile, ma probabilmente con il vaccino Johnson che dovrebbe sbarcare in Italia il 19 con le prime 600.000 dosi, mentre in Liguria e nel Lazio si è partiti già con l'AstraZeneca. Le vaccinazioni in farmacia dovrebbero iniziare appena sarà disponibile il vaccino Johnson & Johnson, che è quello che si somministra in una sola dose. L'inizio dipende un po' dall'organizzazione nazionale, quando saranno disponibili i vaccini. Si prevede che arriveranno in Italia dopo il 15 del mese di aprile, quindi noi dal 16 saremmo pronti ad effettuare le vaccinazioni. Un altro tassello importante per la campagna vaccinale è il protocollo d'intesa siglato con le farmacie lo scorso 29 marzo d'intesa con il Ministero della Salute. Servirà un corso formativo e poi anche i farmacisti potranno inoculare le dosi. Siamo riusciti a far capire all'intera popolazione di una farmacia, dando l'immagine di una farmacia che cambia, mettendosi tutti i giorni al servizio della comunità. Per quanto riguarda gli accordi sarà Federfarma a curarle, per quanto riguarda invece la formazione, che è molto importante, sarà compito dell'Ordine. Abbiamo già previsto un protocollo d'intesa con l'Istituto Superiore della Sanità con 16 ore di lezione, a cui poi dovremo fare un essemino, seguite poi da un corso integrativo di 4 ore che daremo comunicazione ai colleghi appena saremo pronti ad effettuarlo. Soddisfazione non solo da parte degli utenti ma anche dalla Federazione dell'Ordine dei Farmacisti Italiani. Appena si è diffusa la notizia di questo protocollo d'intesa, le nostre farmacie sono aggredite bonariamente tutti i giorni dai nostri pazienti clienti che si aspettano di poter effettuare la vaccinazione in farmacia. Ci auguriamo che i tempi dell'accordo siano brevi e che possiamo passare quanto prima nella fase operativa. Noi per il momento stiamo tutti quelli che siamo interessati, naturalmente perché non c'è l'obbligo, a fare questo corso dell'Istituto Superiore della Sanità ed acquisire quindi la necessaria formazione per poter procedere con una certa, con la massima garanzia per i nostri pazienti. Vediamo come ci si sta organizzando in questo senso a Castrovillari. La curva epidemiologica del Covid cresce e per velocizzare la vaccinazione le farmacie saranno chiamate ad inoculare il vaccino. L'accordo sarà siglato tra il Ministero della Salute, le regioni, Federfarm e Assofarm. Da apripista è stata la Liguria. In Calabria i farmacisti, i medici di base sono pronti? Siamo andati a sentire alcuni dottori e farmacisti di Castrovillari. Siamo pronti nella misura in cui tutti effettueremo il corso di formazione dell'Istituto Superiore di Sanità. L'intesa prevede che i vaccini verranno somministrati da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione sulla base di specifici programmi e moduli formativi, ma non per tutte le categorie di persone. Saranno infatti esclusi i soggetti con patologie pregresse, ovvero con estrema vulnerabilità. Il farmacista, per quanto sia un professionista della salute, al momento non era ancora abilitato ad interventi tipo anche una semplice iniezione, nonostante la farmacia sia stato uno dei pochissimi presidi sanitari aperti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Anche i medici di base sono pronti a vaccinare i propri pazienti, ma mancano i vaccini. Forse saremmo dovuti essere i primi per far partire una campagna vaccinale rapida e con effetti immediati, ci dicono ai nostri microfoni. E noi siamo quelli più adatti perché conosciamo i pazienti molto bene, quindi sappiamo se possono o non possono fare per il vaccino che dovrebbe arrivare, però per il Johnson & Johnson, perché gli altri hanno bisogno di una conservazione particolare che per il momento noi non abbiamo questa
disponibilità. I farmacisti e i medici di base sono pronti a dare una mano per accelerare la campagna vaccinale, ma chiedono di essere tutelati rispetto ad eventuali controversie legali, come ad esempio l'applicazione dello scudo penale. Ben venga un decreto che sancisce questo in maniera inoppugnabile per evitare eventuali ricorsi ed eventuali proliferarsi di azioni penali contro i medici di base, contro i farmacisti, contro chi materialmente inocula il vaccino. Argomento scuole molto spinoso, il governo ha deciso di riaprire le scuole dalle infanzia elementari fino alla prima media anche nelle zone rosse e vieta ai governatori delle regioni di intervenire in questa materia. Però se il contagio sale e preoccupa, i sindaci possono intervenire. Lo ha fatto il sindaco Succurru di San Giovanni in Fiore, che ha chiuso le scuole fino al 10 aprile. Sentiamo. A San Giovanni in Fiore tutte le scuole resteranno chiuse fino al prossimo 10 aprile. Lo sottolinea il sindaco Rosaria Succurru, che ha firmato un'ordinanza di proroga delle lezioni a distanza dopo aver ascoltato il parere della task force sul Covid e alla luce dei numerosi casi accertati. Alla data del 3 aprile sono 105 positivi ufficiali a San Giovanni in Fiore. Stiamo continuando, grazie alla presenza di tanti volontari sul territorio, lo screening. Ad oggi abbiamo effettuato oltre 3.000 tamponi antigenici e sempre grazie alla disponibilità di operatori comunali stiamo supportando l'ASP nell'attività di prenotazione delle vaccinazioni, di assistenza agli anziani, ma anche di accompagnamento degli anziani nei centri vaccinali. Vorrei ricordare che a San Giovanni abbiamo 2 centri vaccinali ubicati all'interno dell'ospedale e a breve aprirà il terzo, che sarà inserito anche nella piattaforma regionale. Tutti i sanitari hanno già effettuato sia la prima che la seconda dose, mentre stiamo completando la prima dose sia degli ultraottantenni che degli operatori scolastici. Il problema che resta è quello della poca disponibilità di vaccini, ma siamo certi che arriveranno altre forniture. Reddito di cittadinanza, ancora truffe, 23 persone ritenute appartenenti ai clan del Vibonese erano riuscite ad ottenerlo attestando il falso. Sono stati sequestrati beni per oltre 80.000 euro. Continuano i controlli sui percettori del reddito di cittadinanza e continuano a saltar fuori abusi. Nel Vibonese 23 persone ritenute appartenenti alle cosche del territorio hanno indebitamente percepito il sussidio economico rendendo false dichiarazioni all'atto della richiesta. A tutti è bastato cioè dimenticare di menzionare nell'autocertificazione necessaria per istruire la pratica di essere sottoposti a misure cautelari personali per reati come associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, rapina, violazione di norme in materia di armi, sostanze stupefacenti e atti persecutori. In questo modo così sono riuscite ad aggirare la norma che li avrebbe esclusi. Adesso ai 23 è stato notificato un decreto di sequestro preventivo di beni emesso dal GIP del Tribunale di Vibo Valentia su richiesta della locale procura per un totale di 80.672 euro. Il provvedimento è stato eseguito da personale della sezione di polizia giudiziaria, aliquote, carabinieri e guardia di finanza, dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e dalle stazioni carabinieri del comando provinciale di Vibo. La crisi secondo Coldiretti, che oggi ha organizzato un evento solidale. Sentiamo. Anche gli ultimi dati di Banca Italia confermano che il Covid ha ridotto di 1/3 il reddito delle famiglie e le aspettative non sono incoraggianti. Nuclei familiari, dichiara Coldiretti, non riescono a pagare bollette e affitti, sacche di disagio sociale che hanno colpito giovani under 35, disoccupati di lungo corso, stranieri, chi ha perso il lavoro e famiglie con figli. Sono solo alcuni esempi delle difficoltà che aumentano. Coldiretti ha voluto dare un segnale di speranza organizzando nel mercato coperto di Campagna Amica in piazza Matteotti a Cosenza un'iniziativa di solidarietà. L'iniziativa di oggi si aggiunge alle tante iniziative di solidarietà che Coldiretti ha messo in campo sin dall'inizio di questa maledetta pandemia. Oggi insieme a Campagna Amica e Filiere Italia abbiamo sostanzialmente voluto lanciare 2 azioni, una sociale di solidarietà nei confronti di quelle famiglie che diversamente non avrebbero potuto bandire la tavola nelle proprie case. Lo abbiamo fatto distribuendo in Calabria oltre 30.000 kg di prodotti agroalimentari, rigorosamente italiani e di alta qualità. A questi, diciamo a livello nazionale, poi qui in Calabria si sono aggiunti anche prodotti di eccellenza del nostro territorio, quale ad esempio la patatella Sima. Abbiamo raggiunto complessivamente oltre 600 famiglie.
Tutto questo ovviamente in aggiunta a quelle iniziative che già sono in corso, tipo spesa sospesa all'interno dei nostri mercati di campagna ricca. Come dicevo, con l'iniziativa di oggi abbiamo voluto lanciare 2 messaggi, quello sociale di cui vi ho appena parlato, l'altro invece è politico, ovvero abbiamo voluto dare un messaggio di indirizzo per le prossime sfide che si dovranno affrontare nel prossimo futuro. È necessario che la nostra politica centrale consideri l'agricoltura e l'agroalimentare come uno dei settori più strategici per il nostro Paese, sia in termini economici che sociali, come abbiamo dimostrato in questi giorni. Cioè, è solo attraverso l'agricoltura e l'agroalimentare di un Paese che si crea ricchezza e benessere nel nostro Paese. Altra iniziativa, quella dell'UMPI, associazione che riunisce le Pro Loco. Vediamo. La settimana santa vista dalle nostre Pro Loco e con questo tema che l'UMPLI Cosenza vuole far sentire la sua presenza anche e soprattutto nel periodo di Pasqua. E sì, la Pro Loco non si ferma e continua il suo lavoro di conoscenza e tutela del patrimonio culturale e immateriale nonostante le restrizioni causa Covid-19. Di fatto sono molte le Pro Loco nel Cosentino impegnate, sempre nel rispetto delle normative vigenti, in gesti di solidarietà come la distribuzione di generi alimentari per le famiglie disagiate, uova di Pasqua ai più piccoli o semplicemente la preparazione di dolci tipici da consegnare alle famiglie per rendere più dolce una Pasqua provata dall'emergenza coronavirus. L'UMPLI Cosenza, tramite l'utilizzo dei canali web e social, ha dato vita a un evento online attraverso il quale si è inteso ricordare e condividere le tradizioni pasquali, dai riti ai piatti tipici. Reagire ai momenti negativi e superare il concetto dell'individualità con azioni che rispecchiano determinati valori è fondamentale, spiega il presidente provinciale e consigliere nazionale dell'UMPLI Antonello Grossolavalle, per superare momenti come quello che stiamo vivendo ed imprimere una rinascita reale, così come la Pasqua ci insegna. Il calcio adesso, il Crotone che sfiora l'impresa a Napoli, 4-3 il finale, un Crotone che è andato sotto, ha saputo reagire, ha raggiunto il pareggio, doppietta di Simi che sale a quota 15 nella classifica marcatori, davvero tanti i gol per il nigeriano, segna anche Messias, poi però arriva il gol di Di Lorenzo che tarpa le ali alla squadra di Cosmi che dice non aveva preso 3 gol da parecchio tempo il Napoli, li ha fatti il Crotone che però porta a casa 0 punti. Portano invece 6 punti a casa le squadre di Serie B calabresi con Regina che ha vinto a Venezia e il Cosenza che ha ritrovato la vittoria a San Vito Marulla. Vediamo. Vincono Cosenza e Regina nel turno pre-pasquale dopo la pausa per gli impegni della nazionale. A 7 turni dalla fine del campionato è bagarre nella zona calda della classifica, ma la vittoria in rimonta conquistata ieri pomeriggio dalla formazione di Occhiuzzi fa ben sperare per i prossimi impegni. I lupi, dopo un inizio sottotono e dopo aver subito la rete del sorpasso da parte dell'Ascoli, riescono a pareggiare i conti grazie al rigore concesso dall'arbitro per la trattenuta di Iozzi in aria. Tremolata dagli 11 metri non sbaglia e ristabilisce la parità prima del riposo. Poi nella ripresa il Cosenza è arrembante e dopo vari tentativi a vuoto all'8° Conè porta in vantaggio i lupi con una conclusione angolata dal limite dell'area che non lascia scampo all'estremo difensore ospite. La squadra di Sottil ci prova a riportare in parità la sfida, ma la rete dell'ex Dorazio viene annullata perché il pallone, prima di finire in porta, oltrepassa la linea di fondo. 3 punti preziosi per i silani che lunedì alle 15 ospiteranno al Marulla la Cremonese. Torna al successo anche la Regina che in Laguna batte per 2-0 i padroni di casa, tutte nel secondo tempo le reti degli Amaranto che sbloccano l'inerzia del match con Di Chiara in apertura di ripresa e poi chiudono la pratica con Situm al 21°. Lunedì la squadra di Barone è attesa da una nuova trasferta, questa volta con il Cittadella. E adesso Bookmania, la nostra rubrica dedicata ai libri a cura di Rosalba Baldino. Ti
sono libri che illuminano una porzione di realtà, che ci fanno conoscere le città non come le percepiamo ma come sono realmente. È il caso del volume che oggi vi consigliamo, si chiama Una storia fuori dal comune, Lamezia Italia, scritto dall'ex sindaco della città della Piana Gianni Speranza, che ha governato dal 2005 al 2015, 10 anni ininterrottamente, ed è un vero record per il comprensorio. In queste pagine troverete una città diversa, una città vivace che sorprende e tante emozioni. Vi lasciamo con l'autore, vi ricordo che la prefazione del libro è di Antonio Padellaro e insieme a Piero Arena vi auguriamo buona Pasqua. Il mio libro, Una storia fuori dal comune, edito dalla Rubettino, è il racconto di tanti fatti e avvenimenti quotidiani che succedono nella mia città mentre sono sindaco, dal 2005 al 2015. Prima ancora di insediarmi come sindaco, bruciano il portone dell'aula consiliare, quindi devo anticipare l'insediamento, è emergenza immediata. Ma poi la città della Lamezia, la nostra comunità, è molto più ricca dei fatti di mafia, è una città sorprendente e generosa, e quindi la città riparte faticosamente, ma l'amministrazione, che non ha nemmeno la maggioranza dei consiglieri in consiglio comunale, comincia le sue cose e tante energie piano piano vengono alla luce. La città suscita curiosità della stampa nazionale, addirittura di giornali internazionali come Le Monde, il giornale francese, o il New York Times. Lamezia viene visitata dal Presidente della Repubblica, dal Papa. Lamezia quindi diventa una controtendenza rispetto a questa immagine della Calabria terra perduta in cui non può succedere niente. Lamezia è un pezzo di sud che non si rassegna, ma che vuole cambiare. È il racconto di tante cose dolorose, ma gioie e fatiche. Insomma, per la prima volta dal vivo si possono guardare le avventure, direi io, non solo di un sindaco che è poca cosa, ma di una comunità che vuole guardare avanti con più fiducia. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore, vediamo. L'alta pressione sul nord Atlantico sta favorendo la discesa di una saccatura polare sull'Europa centrale e orientale, sin verso il Mediterraneo, dove provocherà la formazione di una bassa pressione che sta portando un debole peggioramento del tempo sulla Calabria, con calo delle temperature previste a partire da domenica sera. Domani al mattino nuvoloso sul Cosentino, dove potrebbero verificarsi deboli precipitazioni sull'area del Pollino, nevose oltre i 1300 metri. Altrove invece poco al più parzialmente nuvoloso ma senza fenomeni. Dal pomeriggio la nuvolosità si estenderà su quasi tutta la regione, con possibilità di pochi piovaschi, questa volta più frequenti, sui versanti tirrenici e zone interne della Calabria centrale e meridionale. Domani sul Mar Ionio, che si presenterà tra mosso e molto mosso, soffieranno venti dai quadranti settentrionali moderati, a tratti forti sui bacini crotonesi. Sul Tirreno invece i venti saranno di direzione variabile ma in prevalenza da est, moderati sui bacini catanzaresi e cosentini. Da sud-ovest altrove ed i mari si presenteranno poco mossi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, auguri di buona Pasqua.